La scorsa notte sono saliti a 18 i posti Covid occupati nel reparto di malattie infettive di Udine, ne resta libero uno. In terapia intensiva anche quarantenni intubati. In regione su 13 nuovi ricoveri, 12 hanno interessato non vaccinati. A Friuli Doc ci si potrà vaccinare contro il Covid. L'amministrazione scende in campo per favorire l'immunizzazione. Un punto dedicato sarà allestito in Sala Iace. Il rischio di infiltrazioni terroristiche è elevatissimo. Il governo potenzi subito il controllo dei confini, così il presidente Fedriga, commentando la situazione a Kabul. Gli afghani di Pordenone oggi hanno incontrato il prefetto. Traffico da bollino nero nell'ultimo fine settimana di agosto sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete. Secondo le previsioni della concessionaria, tra domani e domenica è previsto il transito di quasi 300.000 veicoli. Domenica Telefriuli trasmetterà in diretta il congresso dell'Associazione Friulana Donatori Sangue dalle Stizza a partire dalle 9:20. Il presidente Flora gli studenti hanno donato anche durante la pandemia. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli in un orario consueto per la partita di questa sera dell'Udinese. In apertura la situazione Covid con la pressione che comincia ad aumentare anche negli ospedali dove crescono i ricoveri, in particolare di persone non vaccinate. Quarantenni senza immunizzazione, finiti in terapia intensiva, intubati all'ospedale di Udine, dove la scorsa notte sono saliti a 18 i ricoveri di persone contagiate accolte nel reparto di malattie infettive. Resta libero a questo punto un solo posto Covid. La situazione in rapido peggioramento ha effetti sulle terapie intensive, sulle aree mediche, con la prospettiva che servano nuovi posti letto. Il quadro lo ha tracciato a Telefriuli il direttore della clinica di malattie infettive Carlo Tascini, lanciando l'ennesimo appello a vaccinarsi a chi ancora non l'ha fatto. Si sta riempiendo di ricoverati di Covid non vaccinati. La pressione aumenta sia nelle aree mediche che in terapie intensive. C'è la prospettiva che servano nuovi posti letto. A esprimere preoccupazioni è il direttore della clinica di malattie infettive Carlo Tascini. La situazione incomincia a diventare relativamente difficile perché noi avevamo allocato 19 posti letto al reparto di malattie infettive per i pazienti Covid e questa notte siamo arrivati a 18 ricoveri. I ricoveri sono di pazienti principalmente non immunizzati, non vaccinati, che possono avere anche essere abbastanza giovani. Abbiamo anche polmoniti gravi in pazienti con meno di 40 anni, in terapia intensiva intubati, e molti di questi che hanno le forme più gravi sono non vaccinati, fino al 90%. E ci sono anche delle forme di polmonite in pazienti vaccinati, ma sono ultra anziani o pazienti immunodepressi come i malati ematologici che non riescono purtroppo per la loro patologia a sviluppare una risposta immunitaria. Però il messaggio è che l'ospedale si sta riempendo nuovamente di pazienti non vaccinati. Incomincia una pressione sia sui reparti di degenza normali come quelle delle malattie infettive, che cominciano ad essere pieni, quindi c'è necessità di aprire nuovi reparti, e sulle terapie intensive. È ovvio che i letti di terapia intensiva, come quelli anche non intensivi, non sono infiniti. Vedo che la maggior parte di coloro che non sono vaccinati sono confusi più che convintamente contro il vaccino. Il vaccino ci protegge dalla malattia grave, gli effetti benefici sono maggiori degli eventi avversi. Perché ricordiamoci che anche il virus dà trombosi, dà embolia polmonare, dà infarto, dà ictus. Paradossalmente col vaccino riduciamo i rischi perché con l'infezione se ne hanno molti di più. Noi troviamo dei pazienti che poi sono pentiti di non aver fatto il vaccino, specialmente quelli che sono passati alla terapia intensiva. I vaccinati in genere hanno anche altre patologie e poi sono positivi. Con polmoniti gravi effettivamente abbiamo avuto malati molto fragili e immunodepressi. Io vi ricordo che il vaccino per la polio, che ha debellato la polio come malattia, non blocca l'infezione, cioè blocca solo le manifestazioni neurologiche della polio. Noi tutti abbiamo ancora nell'intestino il virus della polio
e siamo protetti perché siamo vaccinati. La situazione, diciamo, degli ospedali sta peggiorando. Ora vaccinatevi e anche un minimo di distanziamento sociale, se aumentassero i casi, ci vuole. Questo appunto il quadro tracciato dal professor Carlo Tascini. La situazione sta peggiorando a livello regionale. Proprio in Friuli Venezia Giulia oggi sono finiti in ospedale 13 pazienti con Covid, 12 dei quali con più di 60 anni e non vaccinati. A farlo sapere il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Su 9.477 tamponi effettuati sono stati rilevati 204 nuovi contagi. È morta con Covid una donna di 98 anni, ricoverata all'ospedale di Udine, che non aveva completato il ciclo vaccinale. Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 40 gli ospedalizzati in altri reparti. E in questo clima non mancano le fake news. L'ospedale di Trieste sarebbe pieno per le reazioni al vaccino. Questa la notizia circolata nei social e in rete. A prendere posizione e a smentire questa fake news è stata l'azienda sanitaria, che annuncia anche provvedimenti legali. Oggi si chiamano fake news, in altri tempi si sarebbe usata una parola più italica che inizia con la P e che avrebbe reso l'idea più chiara. In un periodo comunque difficile in cui tutti sono chiamati a sacrifici e sforzi, sul web si legge di tutto. Un utente, che lasciamo anonimo perché alla fine spetterà alla giustizia valutare una possibile condanna, chiede: qualcuno che lavora all'ospedale di Cattinara può confermare questa voce? Una delle principali figure di spicco della questura mi ha detto che riceve chiamate anonime da medici e infermieri che il reparto di neurologia è full a causa di persone con ricadute da vaccino. Vi risparmiamo il resto del testo con quelli che possono essere tranquillamente definiti deliri sulle monoclonali che contengono poi a loro volta il vaccino Pfizer. A intervenire questa volta però è la stessa azienda sanitaria, che con una nota conferma di aver già provveduto a segnalare il messaggio alle autorità competenti, mentre nel reparto di neurologia su 31 posti ne sono occupati 20, di cui 2 per osservazione. Non ci sono pazienti con paresi facciale, né ci sono pazienti con esiti o complicanze da vaccino. I pazienti attualmente ricoverati sono persone che soffrono di varie patologie neurologiche acute e croniche. Sul tema duro anche il commento del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi: la diffusione di notizie false attraverso i social network, in particolare per quanto riguarda aspetti legati alla salute e all'emergenza sanitaria in corso, è un comportamento estremamente pericoloso che deve essere assolutamente stigmatizzato e contrastato, perché genera un clima di sfiducia nel sistema sanitario, nella scienza in generale. L'amministrazione comunale di Udine scende in campo per favorire l'immunizzazione e sarà allestito in Sala Aiace un punto vaccinale in occasione di Friuli Doc. Friuli Doc non sarà solo vetrina dell'enogastronomia, ma sarà anche occasione per lanciare un segnale forte a chi ancora non si è vaccinato contro il Covid. L'amministrazione comunale si sta organizzando per predisporre un punto vaccinale in Sala Aiace. Noi vogliamo dare la possibilità, grazie alla collaborazione chiaramente con l'azienda sanitaria, di cui ancora aspettiamo l'ok, di potersi vaccinare, quindi fare in pratica il vaccino per combattere il coronavirus, utilizzando in pratica la struttura qui di Sala Aiace per fare la vaccinazione. Speriamo che la cosa sia realizzabile, perché penso che sia un motivo anche per chi viene a divertirsi, che abbia anche però l'attenzione e magari la possibilità, soprattutto i giovani, e il messaggio è rivolto in particolare ai giovani, di approfittare di questa opportunità che gli viene data per in pratica farsi il vaccino anti-Covid. Il comune di Erto e Casso è la maglia nera in regione sul fronte delle vaccinazioni, con solo il 39% della popolazione immunizzata. Per questo Regione e azienda sanitaria del Friuli Occidentale hanno organizzato una giornata vaccinale nell'ex municipio del paese sabato 4 settembre.
La Regione corre ai ripari per aumentare la soglia dei vaccinati nelle zone dove la popolazione ha aderito di meno. La maglia nera della classifica in Friuli Venezia Giulia spetta ad Erto e Casso, con solo il 39% degli immunizzati sui poco più di 300 abitanti. Proprio per questo, e in considerazione della distanza del paesino dai centri vaccinali, l'azienda sanitaria Friuli Occidentale ha organizzato per sabato 4 settembre una seduta di vaccinazioni dedicata ai residenti del comune montano. I vaccini saranno somministrati per tutta la mattinata a partire dalle 9:30 nella sala dell'ex municipio, già utilizzata per l'esecuzione dei tamponi grazie a un medico e 4 infermieri. Ad annunciarlo il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, confermando che il buon esito dell'operazione condotta ieri a San Leonardo, nelle valli del Natisone, dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, testimonia l'utilità di azioni mirate di vaccinazioni in loco per zone difficilmente raggiungibili e per i piccoli borghi con una popolazione ridotta e dall'età avanzata. Per effettuare la vaccinazione a Erto e Casso non sarà necessaria alcuna prenotazione, basterà presentarsi all'ex municipio nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite nei prossimi giorni dal Comune per evitare assembramenti. Non possiamo permetterci di importare potenziali terroristi, lo afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga parlando di Afghanistan, quando a Kabul si curano ancora i feriti dell'attentato kamikaze che ieri ha ucciso 90 persone, tra cui 13 soldati americani. Il rischio di infiltrazioni terroristiche, ha detto il governatore stamattina a Morning News su Canale 5, è elevatissimo. La situazione è estremamente preoccupante sia sotto il profilo umanitario che per le ricadute in termini di sicurezza, ha commentato. Non possiamo permetterci di importare potenziali terroristi in Europa e in Italia. I flussi migratori verso il nostro paese lungo la rotta balcanica stanno aumentando, come testimoniano le centinaia di irregolari fermati a Trieste nei giorni scorsi, ha aggiunto Fedriga. Anche alla luce di quanto sta succedendo in Afghanistan, il governo deve dunque potenziare subito il controllo dei confini. Talebani e ISIS sono due facce della medesima medaglia con le quali non possiamo e non dobbiamo dialogare, ha detto ancora il presidente della regione. Eliminare le frange estremiste dell'Islam rappresenta una forma di tutela sia per i cittadini afghani che per l'intero Occidente. E sulla vicenda interviene anche il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo. Il nostro compito come procura è cercare di smantellare il traffico di esseri umani sotteso al fenomeno. Il destino dei migranti in arrivo da aree interessate da conflitti è un fenomeno sociale che deve invece essere indagato e deciso a livello politico. È importante che la classe politica trovi una risposta a questo dramma umano in chiave europea. Queste le parole del procuratore De Nicolo. I rintracci più frequenti di migranti in arrivo dalla rotta balcanica riguardano cittadini pakistani. A Trieste assistiamo ad un flusso massiccio. Ora, ha proseguito De Nicolo, con la crisi in Afghanistan è ragionevole pensare che su quella stessa rotta si accompagni l'arrivo di profughi di quel paese, considerato che sono confinanti. È facile ipotizzare anche che tra i migranti arriveranno molte donne e bambini. E proprio questa mattina una delegazione di cittadini afghani regolari, dopo aver manifestato davanti alla prefettura di Pordenone chiedendo aiuto per i familiari rimasti nel paese in mano ai talebani, è stata accolta dal prefetto Domenico Lione, il quale ha raccolto le istanze degli afghani e anche promesso di riportarle al governo. C'è chi soffre per moglie e figli rimasti in patria, chi era a un passo dal ricongiungimento familiare e sta vedendo sfumare tutto, e chi era tornato a casa per le ferie ed è rimasto intrappolato nel paese, ormai in mano ai talebani e sotto la minaccia dell'ISIS. Sono alcune delle storie di cittadini afghani regolari che questa mattina hanno manifestato davanti alla prefettura di Pordenone per chiedere aiuto al governo italiano nel mettere in salvo le loro famiglie. Io sono venuto qua in Italia nel 2015 per fare asilo per una vita normale come altra gente. Ma adesso in Afghanistan abbiamo guerra e la nostra famiglia tutti sono in rischio perché mio fratello era militare che 2 mesi fa è morto, che hanno sparato. In Afghanistan che banca tutti hanno chiuso, non possiamo mandare soldi e dei nostri bambini che tutti morire di fame. Da noi nostro paese da 40 anni, più di 40 anni c'è guerra.
Siamo nati in guerra, non vogliamo morire in guerra. Il prefetto Domenico Lione ha accolto una piccola rappresentanza, ascoltando le loro motivazioni, assicurando di portare le loro istanze al governo centrale. A supportare la delegazione l'associazione Rete Solidale. Sono persone che vivono e lavorano qui, questo è il problema, insomma. E si chiede che si faccia portavoce presso il ministro, che l'ambasciata italiana vada, come faranno anche altre, speriamo europee, al più presto nei paesi vicini, così che possano continuare nei loro servizi e dare le documentazioni necessarie. E comunque, insomma, queste persone hanno portato qui proprio tutta la loro preoccupazione, la loro angoscia, visto anche quello che è successo ieri. Traffico da bollino nero nell'ultimo fine settimana di agosto sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete. Quello che inizia oggi sarà un weekend caratterizzato prevalentemente dal controesodo, il secondo di questa stagione estiva. Secondo le previsioni della concessionaria, calcolate in base all'andamento del traffico delle scorse settimane, tra domani e domenica è previsto il transito di quasi 300.000 veicoli. Di questi, spiega Autovie, più di 40.000 faranno ingresso alla barriera di Trieste-Lisert, di rientro dalla Slovenia e dalla Croazia, 25.000 al casello di Latisana, di ritorno da Lignano e Bibione. In molti transiteranno sulla A23 da Udine Sud al nodo di Palmanova, chi proveniente dalla montagna, chi dall'Austria o dai paesi del centro-est Europa. Fin da domani mattina, avverte Autovie, il traffico sarà sostenuto lungo la direttrice Trieste-Venezia e la A23 verso l'intersezione con la A4. La concessionaria ha previsto rinforzi ai caselli, non solo con il personale all'esazione, ma anche con piazzalisti, mezzi di soccorso meccanici e personale sanitario. Stop alla circolazione dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Incidente stradale frontale questa mattina intorno alle 7 lungo la viabilità principale che porta nel centro di Visco, nel territorio dello stesso comune. A scontrarsi due auto, una Lancia Y ed una Nissa, rimaste entrambe sulla strada dopo l'impatto. A bordo di una delle due vetture viaggiavano un uomo e una donna del Palmarino, attorno ai 60 anni d'età, sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Palmanova per trauma toracico. La Regione ha assegnato all'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ulteriori 1.815.000 euro, dopo i 4 milioni già stanziati, per la realizzazione degli interventi di risanamento conservativo, adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico dell'edificio che, una volta ultimato, ospiterà il nuovo distretto sanitario di Tarcento. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi dopo l'approvazione del provvedimento da parte della Giunta regionale. Si tratta di un'opera attesa da tempo dal territorio, sulla cui realizzazione i sindaci della zona hanno espresso piena condivisione. La struttura verrà ottenuta grazie all'ampliamento e all'ammodernamento dell'immobile che ospita l'attuale sede del distretto, il quale sarà dotato anche di un parcheggio adeguato. Il nuovo distretto, commenta Riccardi, consentirà di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini attraverso un presidio della salute moderno e in linea con le necessità e le esigenze di un territorio ampio e complesso. Domenica Lestizza ospiterà il 62esimo congresso dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue. Nell'occasione saranno premiati i benemeriti. Il congresso sarà trasmesso in diretta su Telefriuli, primo collegamento alle 9:20. Seguiremo anche la messa che sarà celebrata sempre da Lestizza dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato. Sentiamo adesso le parole del presidente della FDS Flora, che ringrazia tutti i donatori e in particolare gli studenti che non hanno dimenticato di donare nemmeno durante la pandemia. Sarà Lestizza ad ospitare domenica il 62esimo congresso della FDS, saltato lo scorso anno per la pandemia da Covid. L'associazione però non si è mai fermata, non facendo mai mancare il proprio supporto alle strutture sanitarie. E se nei momenti più difficili la FDS ha potuto contare sui donatori storici, molto positiva è stata la risposta dei donatori più giovani, spinti dalle sezioni scolastiche. Ci sono molti giovani che rimangono legati all'FDS lavorando all'interno delle sezioni del proprio territorio, e ci sono tanti ragazzi che effettivamente entrano anche per la bellissima grande promozione che le facciamo sulle scuole superiori. Noi abbiamo circa 16 sezioni in tutte le scuole superiori
e grazie anche a dei bravi professori che sono anche presidenti delle nostre sezioni, anche durante il periodo della DAD sono riusciti a trasmettere questo diciamo, comunicato di informazione sul dono del sangue, e l'altro anno diciamo, non sono stati persi tanti donatori quanti si pensava come giovani. L'obiettivo di questi prossimi anni è far comprendere loro che è importante che loro saranno domani le nuove generazioni, i nuovi dirigenti di questa stazione. Loro sono il futuro, ma sono anche il presente. Contiamo una per tutte la sezione Zanonato Ganuti, che quest'anno ha compiuto 50 anni. Arrivare a compiere 50 anni in una sezione diciamo dinamica come le sezioni delle scuole, in cui i giovani passano e poi dopo seguono il loro percorso. Non è semplice, quindi vuol dire che ci vuole costanza, coerenza e bravura delle persone che sanno comunicare questo messaggio. Nuovo look per la piazza di Tavagnacco, andiamo a vedere. La piazza di Tavagnacco si rifà il look per garantire anche maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti. Questo è il capoluogo, è la piazza storica diciamo più importante della nostra comunità ed era necessario ripristinarla e risistemarla, e adesso avrà un volto veramente elegante, veramente dignitoso, sul quale si affacciano ristoranti, esercizi, i negozi di prossimità, la farmacia comunale, quindi diventerà un centro sicuramente vivo. I grandi lavori adesso che abbiamo in animo sono sicuramente la piazza di Cavalicco a Degliacco Molinuovo, quindi quello sarà un progetto molto consistente, la riqualificazione di Colugna, anche lì abbiamo parcheggi e strade da sistemare, la riqualificazione completa della piazza di Feletto, anche qui compatibilmente con la disponibilità economica e anche con la disponibilità delle ditte, e poi ovviamente qui Tavagnacco, il capoluogo, oltre a questa piazza tutta via Marconi fino alla chiesa, che è la parte storica del nostro comune che dovremmo valorizzare in maniera adeguata. Alle 18:30 Udinese in campo contro il Venezia, Gotti cambia poco rispetto alla Juve, saremo in diretta a partire dalle 18 per seguire il match. Intanto colleghiamoci subito in diretta dallo stadio con Monica Tosolini. Buonasera Monica. Buonasera Alessandra, eccoci qua. Sì, Gotti cambia pochissimo, sostanzialmente la grande novità è Larsen al posto di Udoge sulla faccia sinistra. Per il resto confermato il 3-5-1-1, quindi con Pereira a supporto di Pussetto. Qua la fila è lunga, nonostante l'ora, insomma siamo in giornata lavorativa, ma ci sono parecchi tifosi da Udine e anche da Venezia. Voi venite da Treviso? Sì, noi veniamo da Treviso, siamo venuti a vedere una bella partita, speriamo, un bel derby veneto, e quindi un po' di emozione anche sul calcio. Un pronostico? Esatto, sarebbe bello un 5-5 essendo noi super partes, però credo che l'Udinese abbia qualcosa in più rispetto al Venezia, per cui penso almeno 2-0. Visto l'Udinese al debutto con la Juve, non ha un vero centravanti, però è una squadra che veramente gioca abbastanza a memoria e oggi penso che abbia veramente qualcosa in più rispetto agli avversari. Perfetto, grazie, buona partita. Alessandra, di nuovo a te la linea. La prima pensilina dotata di ogni servizio per facilitare a tutti l'accesso ai mezzi pubblici, pensilina che è stata ultimata in via Asilo Marco Volpe. Vediamo. La sistemazione della fermata dell'autobus di via Marco Volpe a Udine, richiesta da diversi anni, è ora realtà. Il percorso che c'è adesso tattilo plantare, soprattutto per i non vedenti, ipovedenti, per i portatori di handicap, e qui è stato fatto praticamente la pensilinea nuova, verrà anche sostituita da parte di Arriva il nuovo palo, praticamente la pallina, e quindi è stato rifatto completamente tutta la banchina, raddoppiata la banchina per la sicurezza. Inoltre gli autobus che si fermano adesso possono anche essere adoperati con la piattaforma praticamente per fare salire e scendere chi è in carrozzella e anche le mamme con i bambini. Sono state fatte 12 di percorsi come questi, ne verranno realizzate altre 15 più avanti nei prossimi mesi, e soprattutto di fermate abilitate ce ne sono già oltre 160 e dobbiamo realizzarle tutte le 300 entro i prossimi 2 anni.
Dopo i 2 milioni di euro portati a casa da una signora di Udine che in tabaccheria ha acquistato gratta e vinci per 10 euro, in provincia di Udine è tornata in visita la dea bendata. In un bar di Codroipo è stato centrato un 5 al Super Enalotto che vale poco meno di 56.000 euro. In Friuli Venezia Giulia il 6 manca dal 2013, quando a Palazzolo dello Stella furono vinti oltre 53 milioni di euro. Nel 104esimo anniversario il comune di Udine ricorda lo scoppio di Sant'Osvaldo che distrusse l'intera zona e causò danni anche alla città con la presentazione del libro di Gaetano Vinciguerra. Lo storico narra i fatti di allora raccolti attraverso testimonianze sia dirette che fotografiche. Erano le 11 del 27 agosto del 1917, quando Udine, già provata dalla guerra, udì la prima di una serie di esplosioni che distrussero il quartiere di Sant'Osvaldo, dove saltarono in aria i depositi di munizioni e benzina della Seconda Armata. Il capoluogo friulano era sede del Comando Supremo Militare Italiano, in sostanza la capitale della guerra, per la sua vicinanza al fronte italiano. Il comune ricorda i tragici fatti d'allora presentando il libro di Gaetano Vinciguerra. Il disastro venne censurato e ridotto a disgrazia accidentale e coperto da segreto di Stato. Ricordiamo un evento di 104 anni fa che si collega al ricordo della Grande Guerra, che ricorderemo anche quest'anno nuovamente con una serie di iniziative che ricorderanno la traslazione della salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma, avvenuta nel 1921. Il merito del maestro Gaetano Vinciguerra, l'autore di questo approfondito saggio storico, perché è documentatissimo, è quello di andare a scandagliare con un ricco corredo di documentazione originale, ecco, nel senso che non era mai stata prima presentata, le ragioni e le vicende che portarono come dire, anche nel tempo a nascondere questo terribile evento. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo Gnovis e a seguire le previsioni del tempo. Arrivederci.